Oi Luchino, governator, dimmi tutto, non mi disturbi, no? Senz'altro, sì. Ah, sei qua in macchina che aspetto il treno così in ritardo, sì. Io dovevo partire il giorno della Befana, ma te questo periodo sì, è così. Dimmi caro, dimmi. Mi, Luca, mi lusinghi, ma non ho mica tempo mi da fare il governatore in Veneto, tesoro, grazie, ma sì, ho letto del casino del quarto mandato, ma guarda, mi rendo conto che su 5 milioni di veneti l'unico altro che potrebbe fare il governatore sono me, senz'altro, io so, ma come faccio Luca con massa robe piantate, dai, non posso. Bravo, che mo a Sagra che parte adesso, no, no. Non posso stare Renzo di Aproloco a coordinare e a cucina tutti gli uomini, dai, mi beve fuori tutto qui là, è bravo che mo anche al carnevale dopo, i cari mascherati, non posso stare Renzo di Aproloco a gestire tutto da solo, dai, eh. Aspetta che mo l'insediamento di Trump tra poco, aspetta, non posso mica sarghi a logistica tutta in mano a Renzo di Aproloco, che ha altri pensieri, eh. Chi pensi tu che sia Dio convincere a Michelle Obama ad andare a cerimonia? Adesso ne apro loco, bravo. Ma a questo punto, sai tu cosa che potremmo fare, Luca? Chiama direttamente Renzo di Aproloco a fare il governatore. E dai, e ti te fai il governatore fantasma per sotto. Fare così anche a slogan. Se vuoi governare per un bel tocco, vota Renzo di Aproloco. Cosa dici tu? Che anche te fai cacao, senz'altro. Va bene, ascolta, mi vado avanti, ho capito che mi conviene partire in macchina perché il treno non arriva. Go pensare, ma non posso usare l'auto elettrica del comune perché se cade smetterà di attaccarla a carica, se scarica. Ora, vi penso che penso, alla fine abbiamo gli stessi problemi, niente, Luca. Cioè, il Veneto è come un'auto elettrica, senza autonomia non famo un cazzo.